Una piccola premessa, presento 2 orologi naturali, solari naturali, perché ho raccolto in Trentino una quarantina di orologi naturali che in realtà sono le cime delle montagne, cima 11, cima 12, cima 10, cima 1. Alcune sono il paese in Trentino, la cima in Alto Adige, alcune il paese in Veneto, la cima in Trentino, e lì con Beppi è un casino, però, perché è mia, dice no, sono di tutti, ecco. Allora, raccogliendo questi orologi naturali, ne ho scelti 2 e poi andiamo avanti così, avanti e indietro. Quello in basso. Accendi? Ma guardi, intanto Dov'è il primo vado avanti pulsante? io, Guarda. sì. Dopo vado. Sì, Più, sì. ok. Ecco, sì. Dovevo presentare un'altra memoria che mi ha impegnato per parecchio, era sulla equinoziale, no? Sì, ma hai capito che c'era di Cadiglia, è meglio che... Esatto, per fortuna. Era intitolato Ho scoperto l'acqua calda, no? Questo me l'ha detto un gnomonista che assomiglia a questo signore qui, che ringrazio fra l'altro, e per fortuna non l'ho portata, no? Perché un giorno l'ha vista su una carta, mi ha guardato e dice: ma sai che siamo al convegno con persone che ne sanno molto e tu non puoi portare questo. Sbagliava, questo signore. Ecco. E per cui non l'ho portata, e a posteriori sono felicissimo, perché sarebbe stata una gaffa peggiore di quella che faccio oggi. Allora, Nereo Garbari, faccio questa ricerca sugli orologi solari naturali. Questi 2 orologi, come tutti gli altri, ho fatto mi sembrava una bella memoria. Poi un giorno con mia nipotina, che adesso è già grande perché ha 13 anni, siamo andati in pozzi glaciali a vederli, no? Entrando, e questi pozzi glaciali mi hanno detto li ha sistemati un certo Nereo Garbari. Questi pozzi glaciali si trovano tra Trento e il lago di Garda. Vezzanese, di cui parlerò, è una zona a ovest di Trento, subito a nord del lago di Garda, e Vezzano è il paese. E vabbè, vado a questi pozzi glaciali. Tempo dopo, qualche tempo fa, mi mandano un articolo fatto da Nereo Garbari, che è nato 100 anni fa esattamente, e allora dico: è inutile che presenti la mia relazione su questi 2 orologi. Era molto più bella quella fatta 100 anni fa, 70 anni fa. Questa relazione l'ha fatta Nereo Garbari, che è uno storico, un archeologo, era un maestro, perché lo chiamano il maestro Garbari. Per cui quello che farò sarà soltanto leggere quello che ha scritto 70 anni fa questo Nereo Garbari. Per cui leggerò solamente, ci saranno alcune immagini che sono andato a fare, non ho avuto alcune non sono venute proprio bene, ma comunque prendiamola come ciò che scriveva Nereo Garbari di questi 2 orologi solari naturali 70 anni fa. Ecco. Non si può vedere un po' più grande? Beh, no, riesco. Altrimenti se vuole io gliele cambio da... No, questo è più. Ok. Abbiamo già parlato? Sì. Sì, questo qui era un po'. Questo non Ok, abbiamo già detto. Questa l'abbiamo già Questo vista. è più. Ok. Sì. Allora, il problema della divisione del tempo fu una delle cose più importanti per tutto il nostro passato. Questo appunto è quello che diceva lui. Il giro del Sole e le ombre, in conseguenza di questo, e il loro successivo spostamento hanno sempre dato all'uomo, sia esso primitivo che contemporaneo, la prima intuizione di orologio. Se in pianura
A questo scopo furono usati diversi mezzi. La gente della montagna e delle nostre vallate ha sempre osservato i vari giochi delle ombre e l'illuminazione totale o parziale di un versante o di una cima, o l'arrivo della luce del raggio di sole in determinati punti o località. La tradizionale osservazione di questi fenomeni ha dato nomi di ore a cime, dossi, versanti e un'appropriata toponomastica a tutti quei luoghi diventati per questo veri e propri orologi solari. Ok, andiamo avanti. Questa è una foto di che 2 volte all'anno il Sole vicino a cima 12, cima 11, cima 10, è una foto che si vede dalla mia baita. Il Sole passa in un foro nella montagna che attraversa l'orizzonte e per pochi secondi appunto fa questo flash. E naturalmente se il foro non è ostruito dalla neve in febbraio e non ci siano troppe nuvole come in questo caso. Comunque è molto carino. Andiamo avanti. Gli abitanti di Vezzano e quei paesi limitrofi, Fraveggio, Lon, Ciago, Vigolo, Baselga, Terlago, Monte, Cadine, Sopramonte, Sant'Anna, hanno sempre osservato l'ora intermedia della giornata, le 11 e le 12, in 2 orologi solari formati da rispettivi giochi d'ombra, denominati l'uno en Gaza e la Pezza en Paganella. L'uno, vabbè, è il numero, Gaza è la montagna. Vediamo se c'è il mouse. Ok, vabbè, lì si vede vabbè, no, stesso, tanto per dire appunto, questo è Trento, qui sotto c'è il lago di Garda, questa è la strada, qui è il paese di Vezzano e tutti quei nomi che abbiamo detti prima, e qui questo è il Monte Gaza, tutta questa parete est, e questa è poi la Paganella. Allora, l'uno in Gaza vuol dire l'uno come cifra, che non c'entra con le ore una, e la Pezza in Paganella, la Pezza è l'abete, detto in dialetto. Ok, il primo, appunto l'uno in Gaza, sulla parete est del Monte Gaza, sopra il paese, questo è Vezzano, sopra il paese di Fraveggio, estendendosi dalla Paganella fino agli abitati di Margone e Ranzo. Questa è la parete est. Il secondo, la Pezza, in Paganella, sulla parete sud del Becco di Corno, cima antistante a nord della Paganella. Questa è la cima Paganella. Questo, che si vede da Vezzano, è la Pezza, è la forma dell'albero che si vede appunto in Paganella. Contadini, ragazzi al pascolo e domestiche dei paesi di Vezzano, Fraveggio, Lonciago hanno sempre osservato l'uno in Gaza come orologio solare che nel momento preciso delle 10 assume la sua più completa forma di 1. Infatti sulla parete a picco e ben stratificata all'altezza della frazione di Fraveggio, sul versante est del Monte Gaza, un diedro di roccia sporgendosi a valle forma un angolo retto con la rimanente parete. Questo appunto è il diedro. Detto diedro ha uno sviluppo in altezza di una 50 di metri e in più nella parte alta alcuni strati di roccia per distacco e per slittamento progressivo a valle formano un tetto sporgente di qualche metro. Detta parete è ben visibile per la purezza della roccia e tranciatasi per una frattura. Per la mancanza assoluta di vegetazione, escluso qualche fico selvatico dalla costa del monte sia sovrastante che sottostante, e in più in questi ultimi anni, 1950, è stata tagliata dalla nuova strada che sale da Ranzo Margone e serve gli attuali impianti idroelettrici Sarcamo e Veno della zona. Su detta parete, verso le ore 7, 8 e 9 solari, non è visibile alcuna traccia di ombra, al contrario la parete riflette un bianco quasi accecante. Dalle 9 in poi
e, grado a grado che il sole si alza dall'orizzonte, il diedro sporgente dalla parete, comincia a segnare una linea verticale in ombra e si delinea appena percettibile la figura di uno. Alle 9:30 l'ombra assume un colore più marcato e delineato della solita figura. Quando dopo le 10 l'ombra è perfetta, la figura dell'uno è nitidissima. E questo è il momento in cui questa naturale meridiana, se tale la vogliamo chiamare, ha esplicato il suo compito, dando così generosamente il segnale di un'ora così importante della mattinata per quanti contadini sono in campagna nei tradizionali lavori e per quante donne del vicinato che dalla finestra della cucina o del piazzale guardano ad essa per regolarsi nelle loro faccende domestiche, per i ragazzi al pascolo e per i contadini. Le 10 è sempre stata l'ora che metteva fine ai lavori della mattinata, perché iniziati alle 5 o alle 6, e anche per l'eccessivo calore, specie nei mesi estivi. Per le domestiche l'ora da dare inizio alla preparazione del pranzo, mettendo il paiolo sul fuoco, preparare la polenta, cibo che consumava normalmente alle 11. L'ombra proiettata dal dietro continua il suo gioco col progressivo alzarsi del sole. Verso le ore 11 la classica figura dell'uno non ha più senso, in quanto l'asta perpendicolare si allarga alla base e la figura dell'uno si sfalsa anche per l'ombra proiettata dal tetto e del dietro. Alle ore 12 tutta l'arcana figura dell'ombra è sparita in un'unica macchia uniforme sulla nitidissima parete di roccia. La Pezza in Paganella. Quei contadini del Vezzanese che si recavano nelle campagne di Naran, località pianeggiante con campi, prati, pascoli, a nord-est del paese di Vezzano, e nelle zone limitrofe a Cogolo, Vigolo, Baselga e Terlago, da dove l'uno non è più visibile, date le quote differenti in altezza delle zone stesse e della campagna, si servirono di un altro orologio solare, detto la Pezza, formato da un gioco di ombre sulla grande e liscia parete sud del Monte Becco di Corno, cima che si trova a nord della massiccia Torre della Paganella. Su questa parete verticale, avente un'estensione molto vasta, 400-500 metri di altezza e una larghezza dai 100 ai 200 metri. Il gioco delle ombre è inverso al progressivo alzarsi del sole. Nelle prime ore della mattinata tutta la parete è in ombra, dato che il sole nei mesi di primavera e estate si alza ancora più a est e nord rispetto alla parete. Verso le 9 sulla parete l'ombra è già rotta da parti di luce. Alle 10 si va delineando grossolosamente la forma di un abete, da qui il termine dialettale di Pezza. Alle ore 11 la Pezza è ben delineata sulla parete più alta della parete, in quanto il sole, già molto alto, sfiora lo spigolo est della parete della Paganella, il quale a sua volta finisce con delineare la figura della Pezza in ombra, completa dal rimanente della parte di luce. Io abito qui sotto, fra l'altro. Adesso c'è ancora un po' di tempo? Sì? Vabbè. 5 minuti. Allora ho detto che smetto. Vabbè. Quelli, leggiamo le cose. Quanti occhi rivolti anche a questo segnale nelle lunghe mattinate dei lavori estivi in campagna? Quanti sguardi verso le strade di campagna per vedere se arrivano donne e bambini con le ceste del desinare, che un tempo si consumava in campagna all'ombra di qualche ciliegio selvatico o frondoso gelso. A quell'ora si sentivano suonare le campane delle 11 dai campanili dei paesetti vicini, dette anche krautare. Dato l'uso continuo di questo cibo, i krauti, che sarebbero i capussi, penso, sì. Quei che ne mangia ieri. Sì. Può essere. Nella minestra, no? Le krautare, appunto, l'era... dato l'uso continuo di questo cibo per i contadini, anche come dai più vecchi erano chiamate il fene, a ricordo delle vecchie forme dialettali importate dal nord. Elf vuol dire 11 in tedesco. Questo secondo orologio è forse ancor più osservato, parlo della Pezza in Paganella, in quanto il gioco ombra avviene ad una quota di circa 2000 metri di altezza e quindi a un raggio di maggior visibilità, estendendosi ancora agli abitati di Vezzano in parte, Vigolo, Baselga, Terlago, Monte, Cadine, Sopramonte e Sant'Anna, ed è ancora perfettamente visibile anche dai prati del Bondone, dai colmi
di palinigra, un tempo molto praticati dai contadini per la filiazione di montagna e per i pascoli alti. Finiamo qui. Allora, se vuole concludere, no, è nel senso che su Sandai si vede proprio il foro nel Trentino dove non ci sono orologi solari. Non è vero che non ci sono, perché poi lì abitava la famiglia di Pino Tavernini, proprio a Vezzano, anche adesso la moglie, per cui ne ha fatti di nuovo, perché ci sono. Però anticamente non ce ne sono. Ne ho trovato, andando in giro, uno che però il maestro dice che era un orologio a pendolo, cioè a pendolo, come orologio meccanico. Questo qualche giorno fa l'ho inserito su Sunday Atlas, ma non so ancora se sia un orologio solare o un ex orologio solare, perché è diviso in 24, però è come non fasullo, l'ho inserito, però com'è che l'abbiamo messo, Beppi? Come non... Ecco, lì non so se ho sbagliato o meno. È un orologio appunto del 1700, è l'unico... facciamo presto anche a metterlo come fasullo. È l'unico orologio che fra l'altro si vede che non è un orologio solare, perché Tavernini a Bernatolini non l'aveva neanche censito. Ecco, grazie.